speriamo di sì. Comunque, intanto che attacchiamo, ancora vorrei parlare di come che si fa le domande in Veneto, perché se non sapevi, ve lo spiego adesso, le domande in Veneto non le si fa come in italiano. Aspetta, vediamo se so buono di sentirmi, se che c'è l'audio, perché certe volte non la mia funziona. Eh, mi senti io? Se senti? Un attimo. Sentirmi? Ecco, sì, si sente. E ora, boh, stiamo parlando di come che si fa le domande in Veneto. Adesso qua so dire scompartirvi il schermo e potete vedere, per esempio, che avevo messo qua, partiamo dal verbo principale, diciamo, che è il verbo essere, il verbo essere, che si dice in italiano essere. Ehm, quindi stiamo guardando la forma, diciamo, affermativa, che è quella normale, e da quella dopo potremo cominciare a formare le domande. Qua avevo messo, non avevo messo una variante sola, ho cercato di mettere dentro come che vedi più varianti possibili. Io magari se mi slargo un attimo, se mi slargo, è meglio così, tanto che non attaccare a guardare il verbo essere. Boh. Allora, vediamo da qua, dicevo, no, da qua, che verbo essere. Prima persona, mi son, quello che vedi tra parentesi è facoltativo perché come che vedi che è una A, è il critico A neutro, che diciamo è tipico del Veneto centrale, era tanto famoso in tel pavant de Rusante, quello de Rusante, diciamo. Di una volta, sopravvivo ancora, per esempio, tra me parlata, il Gesè, e il Gesù ancora. Mi dico dunque, mi a so. Però è facoltativo, per esempio a Venezia non è mia adesso. Una volta loro però diceva e, quindi una volta loro ai tempi di Calmo, che è un vecchio autore veneziano, gli diceva mi e son. Adesso dice mi so e basta. Seconda persona singolare vediamo ti, te si o che se come che si dice nel Veneto centrale ti ti se, che è quello che si dice a Venezia, e ti ti son che è quello che si doparà a Trieste e in Istria. Dopo lui, lo, e, se, o le, e la se, le, nu, qua che vedi che ho scritto nu e vu, perché sì, i pronomi ehm, diciamo, tra virgolette, aulici, ma diciamo quei alti, del rispetto, quelli che sto con del rispetto, però si può parlare anche in una conversazione normale, però sappiamo che se anche ni altri, altri e così tornando avanti, che c'è tante versioni, dunque non ve le ho scritte tutte, ma ho scritto semplicemente nu perché le più corto, stessa roba per V, che c'è anche V, vi altri, V altre, e avanti così. Dunque, nu siamo, che è quello che si adopera quasi dappertutto, e invece nu son, che è quello che si adopera nel Veneto settentrionale. V sì o se, che è sempre la differenza, sì si adopera nel Veneto centrale, se si adopera nel lagunare e in Veneto settentrionale, e lori, e i, se o i e, o lore, e le, se, le, e. Che sappiamo se si adopera sul Veneto centrale, lagunare, Istria, e invece sul Veneto settentrionale e verso Verona, noi Gamia, se mai d'opera è. Bon, adesso che sappiamo come si fa il verbo essere, questo qual è il presente, bisogna che adesso vediamo come si fa la forma interrogativa. Allora, in italiano per fare una forma interrogativa basta solo che cambiare il tono della voce. Per esempio, se puoi dire, se mi vuoi dire che adesso mi non voglio fare quello che si vanta, ma se mi dico per esempio in italiano io sono bello, se mi vuoi domandarmi a me sono io bello, se cambia roba, però il verbo resta quello, non si modifica il verbo. O per esempio se vuol dirti parlare continuo, dico un'affermazione in italiano, tu sei bello,
e se vuoi fare una domanda, sei bello? O sei tu bello? Sei bello? E il verbo non cambia mia, può essere che il pronome si sposta. Però fammi un altro esempio che forse viene fuori meglio. Se dico eh, te sei matto, cos'è? No, questo si è veneto. Se dico in italiano sei pazzo, che c'è un'affermazione, se invece volevo fare una domanda, dico sei matto? Ma sei matto? Vedi che il verbo non cambia mia. Sei pazzo? Ma sei pazzo? E adesso andiamo a vedere come si fa in Veneto. Invece in Veneto, vedi che qua i verbi, per esempio sul verbo qua, andiamo a vedere la seconda persona singolare, vediamo ti, te sì, no? Che se un critico, no? Una partesea, che se il te, o per esempio in veneziano ti, tise. E sta qua la si sposta da, diciamo, prima a seconda posizione, come che la si adesso, prima del verbo, la va dopo e la cambia, e la se muove. Adesso andiamo a vedere, vediamo se adesso spostiamo, adesso mi fa piccolini, come qua, mi sposto. Boh, non vedere però essere interrogativo. Allora, bisogna tenere conto, adesso ve lo spiego come si fa, dunque si dica il critico e si sposta, adesso potete a vedere come funziona, si sposta da prima del verbo a dopo il verbo, e così funziona in Veneto. Dire sapere però che la forma interrogativa in Veneto la è abbastanza forte sulle seconde persone, singolare, plurale, e sulle terze, però sulle prime un fiamanco. Su quella più forte la sei la seconda persona singolare, per esempio. Forte vuol dire che la si adopera, che la che sei ancora, e la si adopera bene. Per esempio, in la mia variante, te puoi sentirlo in te la prima singolare, in te la seconda singolare, e in te la seconda plurale e in te la terza plurale, ma sulla prima plurale non la si sente neanche se la ghiera. E in veneziano, per esempio, però, già si fatica a sentirle perché non la adopera quasi mai, fuori che Calchidoni, che ancora la adopera, però per solito non la si adopera mia, colloquialmente, e neanche in Istria e a Trieste non la adopera mia la forma interrogativa, però comunque anche per chi che mi viene da che bande là, sapevi come che si forma, insomma, non si mia mai, insomma. Non so se la ghiera a Trieste una volta, penso di no, perché Trieste si forma presto, però ho cattato dai fonti che la ghiera anche in Istria la ghiera una volta. A Venezia, di sicuro la ghiera, insomma. Anche se magari qualche non la conosce bene. Boh, andiamo a vedere adesso quali che sono le possibilità, come che se puoi formare la forma interrogativa del verbo essere in Veneto. Partiamo dalla prima persona singolare, andiamo a vedere che mi son può diventare, partiamo come che lo diria mi diria sontimi, quasi una roba un filo anomala, perché la che si sposta dopo la diventa nativa, sto qui è un altro, è un'altra questione. O la forma, diciamo, più, diciamo, de fondesta, intervento centrale, la se con la I, mi, 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 quello che hai fatto occasione con, non si sa, non è una domanda. Se invece dico so mi, quello che ha fatto occasione con, è un'affermazione, che vuol dire che sono mi fare occasione con. Oppure la prima forma che vedi qua, sempre tra parentesi, vedi quello che può essere che, come no, diciamo, perché se una certa che puoi dire songiomi o sogiomi, la J qua che ho scritto mi, su sto tipo di grafia qua, la può essere letta I o J, dunque soiomi o sogiomi, queste due possibilità qua. Quella forma di Venezia sarebbe soggio o songio mi, anche se tanti ancora dice somi e basta, ma la forma interrogativa corretta sarebbe quella. Possiamo vedere la seconda, che è una di quelle più importanti, come che cosa ho detto prima, mi diria, infatti, come che vedi, da te sì, quello che deriva la mia variante, diventa sito. Sito ti, sito matto, questa è una domanda. Te si matto, è l'affermazione. Oppure la O la può diventare U, dunque
la domanda è sei tu ti? O come che se doparia entre la variante settentrionale, se podría dire sei tu ti? Quello che le da al mare sti sta? E uno può rispondere no, mi sono in montagna. O come che si diría in veneziano, che si scrive in una forma assai bella perché la mantiene la S, sei tu ti. Perché lui, vendo ti se, come seconda persona singolare, che la se accompagna, se si accompagna alla terza singolare, lui dice sei tu. Eh, bon, la S che se però, quando che la che se sul che sulla seconda singolare. Sei tu ti. Terza singolare, vediamo che sempre x tra parentesi, perché come compositore centrale dell'opera mette in veronese del nord del Veneto, noi che dice mia, dunque l'USL diventa Zeo, è come che se non savi la L la attacca a una vocale la puoi cambiare de son, e dunque se la attacca a una E la puoi sparire, dunque mi diria, la mia variante Zeo Eo, ma invece in tel nord del Veneto io potrei dire Elulu, o al femminile Zea Eila. Ecco qua, prima persona plurale, diciamo quella che sarebbe quella più diffondista taverna centrale sarebbe semui, semui ni altri, l'interrogativa, no? Da ni altri semo a semui ni altri. Quella veneziana sarebbe semio ni altri. O che c'è che dice anche senti, un fia sparpagnano, non so mica ben dove, magari verso Verona, gli dice senti, o in tal nord del Veneto gli dice sone ni altri, sone, perché lo riga son, l'affermativa e interrogativa sone, ni altri. Seconda persona, plurale, gemo, da vi altri sì, mi diria, vi altri sio vi altri, e qualcuno potrebbe dire anche siu vi altri, o verso magari sempre il nord, che vi capivo, no? Adesso le differenze da un fiato tra Veneto settentrionale, Veneto centrale e un fiato lagunare, o io potrei dire al nord, io potrei dire seu o seu vi altri, come anche che io diria a Venezia, che roba qua. L'ultima persona, terza persona plurale, gemo da lori, ise, gemo sei lori, o al femminile, zeile lore, e come che savi al nord o Verona, e dice eli lori o ele lore. Boh, Gavi capito come che si fa il verbo essere, devo spiegare la forma affermativa e la forma interrogativa, e, e niente, in un prossimo video magari guarderemo come che si formano, perché questo qua è già abbastanza lungo, è già 13-14 minuti che parlo, e guardiamo come che si fa l'interrogativa del verbo avere, ma già che Gavi che vengo a mostrare qua come si fa il verbo essere, penso che bisogna capire un filo, no? Come che funziona, dunque purisa in qualche modo possiamo arrivare a fare il verbo avere anche se non parla veneto. E niente, fatemi sapere se vi piace questa maniera qua di fare, diciamo, lezione, come in qua, e le scritte di qua, se vi piace, se vediamo a un prossimo video, e stasera bene. Ciao. Adesso bisogna passare.